A 40 anni dal disastroso terremoto che ha provocato quasi 1000 morti, Gemona resta un esempio virtuoso di ricostruzione, come ci racconta Cristiana Ruggeri. «57 interminabili secondi di terrore e dopo macerie e disperazione». Erano le 21 del 6 maggio 1976 quando un sisma 6.4 della scala Richter, 9-10 della scala Mercalli mette in ginocchio decine di paesi in Friuli. Gemona viene rasa al suolo e ne diventa il simbolo. Dopo il primo smarrimento conseguente alle scosse e al terremoto, reagire con la razionalità, col coraggio, con una ferma volontà che è possibile ripartire e ricostruire. E come vedete qui dintorno è tutto ricostruito. Quasi 1000 morti, 100.000 sfollati, ma a soli 2 giorni dal disastro parte la macchina della ricostruzione con i primi 10 miliardi di lire sbloccati dalla regione. Una ripresa rapida e coraggiosa, conosciuta come modello Gemona e poi modello Friuli. Partecipazione, perché partecipare significa anche decidere come si vuol fare, innanzitutto dov'era e com'era, secondo la propria cultura, il proprio territorio. Dov'era, com'era diventa il motto dei sopravvissuti. La ricostruzione dura 10 anni. La gente partecipa come aveva fatto durante il dramma, scavando a mani nude. I sindaci indicano le linee guida. Niente più container e roulotte dal 1986, ma con il dolore immutato per chi non ce l'ha fatta. Ma innanzitutto la priorità deve essere quella della sicurezza antisismica, per non ricostruire case che possono essere bare per i propri nipoti e pronipoti.